quale il concorso va riferita. Mi sentite? Sì. E c'è la conclusione dell'Unisabatio, no, sono di là che parlano. La conclusione dell'Unisabatio con con i saggi del corso di teatro e del corso di copla, musica Bertinacci, con i bandi del corso di ceramica e delle Penelope, che mettono anche in mostra i lavori che hanno fatto. Poi ci sarà un gruppo composto da giovani liceali che deve fare un po' di esperienza, allora gli abbiamo detto di venire a suonare. L'abbiamo conosciuti perché uno è il figlio di Donatella Ventura, la nostra bibliotecaria. E questo è l'ultimo atto dell'anno scolastico 2022-23. A settembre noi riprendiamo il 10 mi sembra, poi avete tutte le date sul programma. Il 10 daremo i libretti dal 15 in poi e le iscrizioni dalla settimana dopo. Però ci sono due appuntamenti. Uno, chi vuole può andare in crociera con la Corsica Ferri venerdì, sabato, domenica, sera, sabato e domenica per festeggiare il ventennale della bicicletta di plastica. Vedete quella che in Italia. E l'altra per fare 3 tappe della via Francigena da Siena più o meno, acqua pendente, dov'è Paolo? Acqua pendente, sotto Siena, no? Da sotto Siena fino a Viterbo. Sono 3 tappe a piedi, ma chi va senza farla a piedi, vai o in macchina se riusciamo a fare il numero, va bene? Comunque avete tutto scritto e poi se avete in tempo ce lo dite, va bene? No, ancora una cosa. Allora, scusa ancora una cosa. Dovevamo fare a Pago tutte le associazioni una apericena per fare un po' di soldi da mangiare in Emilia Romagna. Però il comune non riesce ad avere i permessi perché volevano farlo mangiare in piazza, non ce l'ha fatto. Allora hanno scelto il nostro presidente della consulta che è Enrico. Lo conoscete? Mi viene un accidente. Sta mangiando il gol. Allora hanno deciso di fare un attimo, vieni qui da me, vedi. Stavo parlando. Allora vi dicevo, facciamo il gioco dei tappi. Lo fanno in tutte le sagre, delle sagre e le varie società. Però mi dispiaceva che noi non partecipiamo. Allora abbiamo pensato di fare le sagre di luglio. Non ci siamo più. Allora noi abbiamo pensato di farlo sia oggi che sabato prossimo in Villa Lombardo. Quel po' che raccogliamo per l'Emilia, va bene ragazzi? Allora, finito di mangiare facciamo il gioco del tappo.